Nel 2021 in Veneto il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, rispetto a una media europea del 50%. Al contempo sono sempre di più quelli che scelgono di trasferirsi all'estero. Sono 4.503, raddoppiati rispetto a 10 anni fa, e il 43% di questi giovani è laureato. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto statistico 2023 presentato ieri a Venezia nella sede della giunta regionale. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è mercoledì 28 giugno 2023, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda la fuga dei giovani all'estero, un fenomeno che è raddoppiato nel corso di 10 anni. Gli scenari del Veneto del futuro sono contenuti nel rapporto statistico regionale presentato ieri appunto dal presidente della regione in una conferenza stampa. Il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive con i genitori, un dato superiore alla media europea. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi e sul Corriere del Veneto di oggi, che presentano questo dossier. Un altro dato: ci si sposa sempre più tardi fra i 35 e i 38 anni. Sul calo della natalità pesano i pochi asili. I giovani in Veneto sono il 17% della popolazione, una minoranza quindi, e sempre più ridotta. Una minoranza che molto spesso, tra l'altro, è costretta a vivere in casa con i genitori fino ai 34 anni, a sposarsi sempre più tardi, tra i 35 e i 38, e che vorrebbe 2 figli ma si ferma a 1,27 perché, come scrive Martina Zambon sul Corriere del Veneto, il sistema non aiuta a partire dalla carenza di asili nido e perché la finestra riproduttiva, come si chiama, si è accorciata sensibilmente. Il primo figlio di media arriva a 31 anni. Questa è la prima notizia di oggi, ma proseguiamo la rassegna stampa sulle pagine sempre dei quotidiani del gruppo Gedi. Emergenza, centri di salute mentale, carenze di personali allarmanti. A puntare il faro sullo stato della salute mentale in Veneto è ancora una volta il Covesap, il Comitato Veneto per la salute pubblica. Manca il 30% dei medici, il 62% degli psicologi, il 30% degli assistenti sociali. Sostiene il Covesap. Si parla di trasparenza della pubblica amministrazione, ma quella della regione è sicuramente opaca. A dirlo sono le delegazioni che rappresentano diverse realtà associative del Veneto impegnate nella tutela della salute mentale, arrivate in Campo San Tomà a Venezia ieri mattina. Nonostante avessimo fatto richiesta di accesso agli atti, non ci è stata data la possibilità di avere i dati, spiega Salvatore Liard del coordinamento veneziano per la salute pubblica. Alcuni dati per altre vie il Covesap è comunque riuscito a trovarli e li snocciola, non senza qualche preoccupazione. Sono i dati sulla carenza del personale, il 62% degli psicologi, come dicevamo, ma il dato complessivo sulla salute mentale è di una spesa che è vergognosamente bassa, si attesta intorno al 2,3% sul totale della spesa sanitaria. La nostra regione, il Veneto, al terzultimo posto in questo senso. La media nazionale infatti è del 3,3%, la percentuale di spesa raccomandata sarebbe del 5%, commenta Maria Pina Rizzo del Covesap, che lo scorso 19 giugno ha firmato una lettera all'assessore Lanzarini in cui veniva chiesto non soltanto un incontro ma anche dei provvedimenti per allineare i servizi per la salute mentale agli standard nazionali. Non è arrivata da parte dell'assessora regionale alla sanità né una risposta né tantomeno una convocazione. Altri problemi denunciati dal Covesap: l'aumento dei posti letto per malati psichiatrici nei centri privati, convenzionati o meno, e poi ancora la carenza dei servizi per l'infanzia. C'è poi la questione della contenzione fisica. Da Vicenza, Edoardo Breton del Comitato Cittadinanza e Salute ha fatto presente che solo
Nel corso del 2016 un servizio psichiatrico ha legato i pazienti a letto per ben 106 volte, quando la media italiana oscilla attorno a 60. Se questo accade è anche perché è consentito dalle linee guida regionali del 2020, che all'articolo 54 prevedono forme di contenzione fino a 12 o 24 ore. Potersi muovere liberamente è un diritto primario da cui dipendono tutti gli altri. Questa legge è da abolire. Al presidio del Covesap era presente anche una delegazione della CGIL con Paolo Righetti, che ha sottolineato la necessità di un cambiamento di rotta, una campagna di finanziamento e assunzioni. Ciò che serve è poi una programmazione immediata e urgente dei servizi. Questo per quanto riguarda l'emergenza o più che altro la situazione dei centri di salute mentale nella regione del Veneto. Una situazione assolutamente allo sfascio. Voltiamo pagina e ci spostiamo sul Corriere del Veneto, dove si parla di politica regionale e non solo. Terzo mandato, Salvini lancia Zaia, è giusto per chi governa bene. Il segretario federale della Lega fa partire il pressing sugli alleati della maggioranza. Si parla quindi dell'abolizione del limite dei 2 mandati per i presidenti di regione. La normativa oggi prevede che per loro e per i sindaci non sia possibile essere eletti per più di 2 mandati consecutivi. Oltre a Zaia in Veneto non potrebbero ricandidarsi Vincenzo De Luca in Campania, Michele Emiliano in Puglia, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia, tra gli altri. Con una particolarità: Luca Zaia è l'unico presidente di regione già attualmente al 3° mandato. La modifica quindi del tetto dei 2 mandati per Zaia di fatto equivarrebbe alla possibilità di candidarsi per la 4ª volta. Sulle pagine del Corriere del Veneto un'intervista di Silvia Madiotto al politologo Paolo Feltrin, che esprime qualche perplessità rispetto all'abolizione dei 2 mandati. Quando c'è l'elezione diretta è necessario mettere un limite, dice. Va accettata l'idea che prima o poi il potere finisca. Zaia è un panzer della comunicazione, è il migliore che si possa osservare, ma la durata dell'incarico non può dipendere dalla popolarità, secondo Feltrin. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie, la prima sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. Torniamo a parlare del caso della scuola di Rovigo, abbassati i voti in condotta. La preside dice: i ragazzi non sono delinquenti. Di che si tratta? È stato riconvocato su ordine del ministro Valditara il consiglio di classe che aveva promosso con il 9 in condotta 2 studenti che nel corso dell'anno scolastico si erano resi protagonisti di un episodio di violenza nei confronti di una professoressa. Avevano sparato con una pistola a pallini contro la professoressa e pubblicato sui social il video. Ora i 2 studenti sono stati comunque promossi dal consiglio di classe, ma la valutazione è scesa di 2 punti. La prof dichiara: sono serena. L'avvocato di uno dei ragazzini parla di una forzatura, ma spetta ai genitori se valutare di far ricorso. Cos'è successo? In breve, la decisione di rivedere il voto in condotta degli studenti coinvolti nel grave episodio avvenuto a ottobre in un istituto tecnico di Rovigo è stata fatta in autotutela per il rispetto del decreto 122 del 2009 del Presidente della Repubblica, che fissa le regole per la corretta valutazione degli alunni. A giugno il consiglio di classe ha valutato gli studenti sotto il profilo della condotta sulla base del percorso di ravvedimento fatto negli ultimi mesi, senza però fare una media col voto assegnato loro alla fine del primo quadrimestre. Da qui quindi la decisione di abbassarlo di 2 punti. Non è detto che la vicenda si concluda qui, vedremo nei prossimi giorni quali saranno le evoluzioni. Nel frattempo chiudiamo con un sondaggio: governo Meloni per il 58%, durerà tutta la legislatura. Si tratta di un sondaggio dell'osservatorio Nord-Est realizzato da Demos per il Gazzettino. Il campione quindi è costituito da cittadini che abitano a nord-est, in Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia. Il consenso nei confronti del governo torna sopra il 60%, comunque lontano dai picchi raggiunti da Draghi, che aveva sfiorato il 76%.
Naturalmente la fiducia nei confronti del governo dipende molto dal partito che è stato votato. Il 95% dei sostenitori di Fratelli d'Italia esprime un giudizio favorevole nei confronti del governo Meloni, la Lega, gli elettori della Lega un po' meno, l'80%, il giudizio più negativo da parte degli elettori dei 5 Stelle, che si fermano al 30% di consenso nei confronti del governo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.